Sindaco, oggi 2 inaugurazioni importanti e una grande soddisfazione dopo tanti sacrifici. Qual è l'emozione di essere tutti qui oggi? Beh, un momento di festa, come è stato ribadito in più occasioni questa mattina, un momento di orgoglio per aver portato a termine questo importante lavoro e aver contribuito ai lavori del Duomo. Una comunità che si riscopre ancora molto unita sui valori, sul senso di appartenenza al proprio territorio, ma anche alla bellezza. Si tratta di 2 luoghi proprio cardine per la comunità, il Duomo e la piazza, che finalmente hanno un'unità. Sì, 2 luoghi che sono nati insieme da un certo punto di vista, che hanno visto dei lavori di restauro partiti insieme e concludersi praticamente negli stessi giorni, e abbiamo voluto dedicare la giornata del 2 giugno, la festa della Repubblica, proprio a questo, cioè al primo articolo della Costituzione, dove si parla del lavoro, dell'importanza del senso del lavoro come principio fondante di una comunità. Sì, questa piazza ha determinato una svolta nella visione proprio del traffico e dell'urbanizzazione di Pieve di Soligo. Siamo passati da una piazza che era diventata esclusivamente un parcheggio ad una piazza che ha ripreso la sua originaria valenza di essere luogo di incontro. È logico che una parte di questa l'abbiamo ancora destinata a parcheggio, perché bisogna tener conto delle esigenze di tutti i commercianti in primis, però la nuova pavimentazione, il nuovo aspetto, il nuovo colore e la parte di una zona esclusivamente pedonale dà indubbiamente una visione diversa a quello che è il centro di Pieve di Soligo. Questa è una piazza che è stata ripensata anche per essere più sicura e allo stesso tempo agibile per tutti. Dare un nuovo volto a questo luogo non è stato facile. Sì, non è stato facile, però è stato un lavoro una progettazione durata nel tempo, molto riflettuta. Ho avuto anche la fortuna che capitasse, tra la sfortuna diciamo, di avere il periodo del lockdown. La piazza era completamente libera e io avevo la facoltà, in tutta libertà, di dedicarmi a un'attenta osservazione di quali fossero le criticità e di come io potessi usare una strategia, la miglior strategia per risolverle. Mi ha dato una mano la sua ampiezza. L'ampiezza cioè, favorisce l'eliminazione delle barriere architettoniche, perché sappiamo tutti che al di là dell'eliminazione dei gradini, le rampe diciamo, sotto un certo livello di dipendenza sono favorevoli per la deambulazione, diciamo, no? Quindi l'ampiezza della piazza, la disponibilità e il tempo che ho avuto a disposizione ha fatto sì che riuscissi a progettare il miglior modo per rendere una superficie ora come ora planare, omogenea e conformata con un andamento accessibile a tutti. Questo è un grande successo. Ho avuto anche la fortuna di poterlo realizzare con dei materiali di qualità come la pietra che mi hanno aiutato anche a rilevare, diciamo, ad intervenire dal punto di vista di riqualificazione in sintonia con la storia. Come dicevo prima, gli edifici ora secondo me possono essere ammirati con maggior bellezza, perché io dico la piazza era bella anche prima, ma non è così per quanto riguarda la parte superficiale, ma nel complesso la piazza è sempre stata bella, la piazza di Pieve è bella. Una grande emozione, Don Giuseppe, vedere l'inaugurazione del Duomo unendo anche il decennale per la beatificazione di Giuseppe Toniolo. Non avevamo progettato all'inizio, ma dopo è venuto proprio a cadere tutto bene, tutto di seguito. Prima abbiamo visto queste necessità di intervenire sul Duomo e poi ecco una catena di motivazioni che ci hanno portati a eseguire tutto quanto. Poi anche questo connubio, questo fare insieme con l'amministrazione comunale e con questa inaugurazione della piazza, quindi dove la gente si ritrova, e di là l'inaugurazione anche del Duomo. Non l'abbiamo mai fermato, ma adesso sapere che almeno esternamente è rivestito bene, abbiamo fatto il vestito nuovo, adesso bisogna fare il vestito anche dentro, ma soprattutto anche ricostruire la comunità che mi pare sta rispondendo bene. Non siamo occupati soltanto con le pietre materiali, ma anche con le pietre vive che sono i cristiani, quindi immaginarsi quanto deve gioire un parroco, e anche perché vede ecco, che la comunità è unita, la comunità cristiana, ma anche e sono gli stessi praticamente che
gioiscono per un motivo e anche per l'altro, insomma. Il Duomo e la città di Pieve di Soligo hanno visto muovere i suoi primi passi. Una grande gioia quindi vedere la sua città di origine vestita a festa. Sì, oggi mi sono sentito veramente, come dire, consolato. Sono tornato volentieri perché ho rivisto luoghi che da tanti anni ho visitato, per oggi c'è un clima, c'è una bellezza. La parola riqualificata direi è stata veramente abbellita, recuperata. Allora noi pievigini ringraziamo di questo dono e ci sentiamo meglio, cercheremo di passare di qui a Pieve o in bicicletta evitando di venire in macchina, perché è importante godere di queste bellezze o a piedi o al massimo in bicicletta, quindi è bene che torniamo un po', ecco, a vivere le cose semplici, umili, e poi la piazza è il luogo naturale dell'incontro dove ci si parla, dove ci si scambia talvolta idee, suggerimenti. Io vorrei che questa piazza così bella, così attraente diventasse ancora luogo di fraternità e ci sentissimo bene come pievigini, ecco, e come figli che nati da radici comuni oggi vivono la loro età, ecco, che siano giovani o maturi, però con grande gioia e letizia nel cuore.